Oggi, in occasione della giornata mondiale della terra, alcuni studenti del liceo Percotto, assieme ai volontari del WWF, hanno ripulito dai rifiuti 2 tratti scoperti della Roggia in via Grazzano a Udine. Un'iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini che spesso scambiano i corsi d'acqua per discariche. La pulizia, fanno sapere dal consorzio Ledra Tagliamento, costa diverse decine di migliaia di euro l'anno. Che cosa vi ha spinto a venire qui oggi a ripulire la Roggia? Allora, noi facciamo parte del progetto ambiente dell'istituto e quindi siamo particolarmente sensibili a queste tematiche. Oggi inoltre è il giorno della terra e quindi ci siamo mobilitati per qualcosa, insomma, di positivo e giusto. Ecco. Che cosa avete raccolto fino adesso? Allora, tantissime bottiglie di vetro, alcune di plastica, uno scopettone e una palma di plastica decorativa, supponiamo. C'è davvero di tutto qui dentro? Veramente di tutto. L'iniziativa di oggi vede per protagonisti i ragazzi, ma è un modo per lanciare un messaggio ai cittadini. I cittadini che devono partecipare in prima persona sia nel tener pulito ovviamente, ma anche nell'aiutare le forze dell'ordine, avvisando chi commette degli illeciti di fermarsi quando vedono abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti oppure quando proprio li gettano nei corsi d'acqua. È una cosa generale che deve riguardare anche la tutela della biodiversità, non solo l'ambiente dove noi viviamo, ma anche proprio l'ambiente in generale naturale. In occasione degli interventi di pulizia programmata della Roggia, quante cose trovate? Andiamo da tutti i rifiuti urbani che si possono immaginare alle bombe, ai Kalashnikov e a quant'altro. Purtroppo nelle nostre attività, fatte in collaborazione anche col Comune, queste attività impegna notevolmente sia in termini di uomini che di mezzi, anche che poi di oneri, che poi si ribaltano inevitabilmente su tutti i cittadini. Quanto ci costa tutto questo? Diciamo svariate decine di migliaia di euro ogni anno.